Cari amiche e cari amici dell'Antena TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi di Vittorio Veneto per una nuova puntata di Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo della sezione ANA degli Alpini di Vittorio Veneto. Nuovo corso, potremmo dire, della nostra trasmissione perché, come sapete, c'è stato un cambio al vertice della sezione, è cambiata la presidenza della sezione ANA di Vittorio Veneto e quindi, diciamo, ci sarà un nuovo corso anche per la nostra trasmissione. L'elezione del nuovo presidente ha avuto luogo lo scorso 16 marzo in quel di Tarzo, in occasione dell'assemblea sezionale, e quindi andiamo subito ad immergerci con queste immagini all'interno dell'assemblea sezionale che ha decretato il nuovo presidente della sezione di Vittorio Veneto. È stato eletto presidente sezionale Casetta Maurizio con 78 voti. Maurizio Casetta è il nuovo presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Abbiamo visto tanta emozione questa mattina. Beh sì, pensavo sinceramente, come ho detto anche prima, pensavo di non emozionarmi fino a un'ora fa o 2 ore fa, era tutto tranquillo, normale, però poi quando ho sentito la commozione del presidente Di Francesco, quando ha parlato della sua famiglia, ho cominciato a commuovermi e poi di là è sempre stata una deriva verso la commozione totale. Comunque vabbè, è passato il primo momento e adesso ci mettiamo addosso lo zaino e cominciamo a pedalare già da martedì prossimo. Che lavoro ha intenzione di intraprendere per i prossimi anni? Per i prossimi anni abbiamo già qualcosa in gestazione, sicuramente sarà un lavoro molto proiettato verso il futuro, perché noi dovremmo comunque arrivare al 2031, il compimento del nostro 100° anniversario, con un evento che ci stiamo ora pensando, ma sarà sicuramente già da ora lo possiamo dire un grande evento. Che cosa si sente di dire ai suoi alpini? Ai miei alpini devo dire che siano sempre vicini ai loro capogruppi, alla sezione, perché la sezione non è fatta solamente dei 18 consiglieri, del presidente e dei vicepresidenti, ma è fatta di tutti i gruppi componenti, quindi dei 19 gruppi che partono da Miane e arrivano fino a Cordignano, per cui a loro chiedo e spero di avere tanta collaborazione per portare avanti quello che poi noi adesso abbiamo un po' già in testa. Così parlò Maurizio Casetta in occasione dell'assemblea sezionale, a margine dell'assemblea sezionale degli Alpini, e diamo quindi il benvenuto al nuovo presidente della sezione di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta. Benvenuto. Grazie Federico, grazie a tutti. Sì, sono qui. Non voglio ricommuovermi, anche se ho già cominciato vedendo le immagini di repertorio che ha mandato Federico. Sì, nuovo corso, un mandato di 3 anni, rinnovabile per altre 2 volte, almeno con il regolamento attuale, quindi cerchiamo di portare avanti quello che abbiamo già detto già quel giorno in assemblea, e diciamo stiamo veramente mettendo le fondamenta perché questo avvenga nel prossimo futuro. Quindi un presidente, possiamo dire, già proiettato al futuro, l'abbiamo sentito anche appunto nell'intervista di prima, già si pensa al 2031, direi che prima ci sono un po' di altri eventi, giusto Maurizio? Ci sono assolutamente altri eventi che appunto stiamo cominciando a imbastire, però l'obiettivo appunto è arrivare tutti carichi e tutti inquadrati nel 2031, quando appunto la sezione compirà i suoi primi 100 anni. Ecco,
ci sarà modo, immagino, di riparlare di questa ricorrenza. Rimaniamo ancora per qualche minuto sull'assemblea, l'assemblea sezionale del 16 marzo scorso. È stata una bella festa, anche se possiamo dire, con questo passaggio di testimone da Francesco Introvigne a te, Maurizio. Beh, sì, abbiamo voluto onorare Francesco, visto il suo novennato alla guida della sezione di Vittorio Veneto, con un pranzo che doveva essere una sorpresa, ma così non è stato per altre vicissitudini. Per cui comunque abbiamo fatto un pranzo assieme a tanti invitati, ai sindaci, ed erano tutti fuorché uno perché purtroppo è impossibilitato, quindi c'erano gli 11 sindaci, 10 sindaci del nostro mandamento, che ricordo parte da Cordignano, tutta la catena delle Prealpi fino a Miane. Ecco, quindi avevamo tutte le amministrazioni comunali, avevamo tanti ospiti alpini e tanti ospiti non alpini. Una festa con 120 persone, insomma una bella festa. Se la meritava tutta, Francesco. Se la meritava. Allora c'è da dire che noi abbiamo già raccontato appunto i 9 anni di presidenza di Introvigne nell'ultima puntata, nella scorsa puntata di Penna Nera, però abbiamo voluto intercettare anche per l'ultima volta, almeno per il momento, le parole di Introvigne proprio a margine dell'assemblea sezionale e della festa che c'è stata. Un Introvigne inaspettatamente commosso anche in un paio di occasioni. Pensavo di riuscirci a non farlo, ma insomma non dipende solo dalla volontà di commuovermi. Francesco Introvigne, tante emozioni, si è chiusa la sua esperienza alla guida della sezione ANA di Vittorio Veneto. Sì, con la celebrazione dell'assemblea di delegati si è chiuso la mia periodo di presidenza, durato 3 mandati per 9 anni, con anche felici sorprese, nel senso che c'è stata larga partecipazione da parte anche dei sindaci del territorio, da parte dei colleghi presidenti delle altre sezioni, di tante altre autorità e amici, soprattutto la sorpresa anche di una festa fatta insieme che mi ha onorato. Io ho fatto del mio meglio, sono riuscito a ottenere insieme al gruppo che mi ha affiancato in questi 9 anni di lavoro anche, devo dire, risultati di un certo spessore che hanno dato onore e lustro al nostro territorio e alla nostra città di Vittorio Veneto, e di questo sono estremamente contento. Sono riuscito anche ad emozionarmi verso la fine della relazione, pensavo di farcela, ma anch'io ho un cuore e ho un'umanità che mi ha portato così ad avere un momento, come dire, ho visto il mondo scorrermi davanti di tutti questi 9 anni, e quindi quando ho pensato alla mia famiglia e anche ai sacrifici che ha fatto per assecondarmi, ecco, mi sono lasciato un po' andare, ma poi ho ripreso il ruolo. Adesso farò una vita da presidente emerito come da qualifica, mi unisco agli altri 3 colleghi e auguro veramente buon lavoro a Maurizio e alla sua squadra, ecco, di buona prosecuzione e anche di rinnovo delle attività e di un percorso, come dire, significativo come quello che abbiamo fatto insieme. Del resto Maurizio era il mio vicario fino a stamattina. Così parlò Introvigne. Ecco, io non ci credo che Francesco Introvigne rimarrà a lungo nelle retrovie, insomma, ecco. Però ovviamente abbiamo visto, stiamo scherzando ovviamente, abbiamo visto l'emozione del presidente emerito Francesco Introvigne. Casetta, è stato veramente un amichevole passaggio di consegna. Beh sì, diciamo che è stato
sicuramente un amichevole passaggio di consegne, ma è stato un passaggio che diciamo, si è evoluto nel tempo. Io ho lavorato con Francesco appena lui si è insediato, io sono entrato in consiglio direttivo nel 2015 2016 e ho seguito praticamente le sue orme tra consigliere, vicepresidente e vicepresidente vicario. Sono stato fermo ovviamente 2 anni per i 2 anni sabbatici, come recita il nostro regolamento. Ogni 6 anni i consiglieri si devono fermare 1 anno, quindi mi sono fermato quei 2 anni là, ma per il resto sono sempre stato molto vicino a Francesco e spero di aver imparato qualcosa da lui, perché effettivamente da Francesco c'è stato tanto da imparare. Ecco, ovviamente tu hai presentato, diciamo, la tua squadra dei vicepresidenti, dei tuoi collaboratori del Consiglio. So che avete già fatto qualche riunione, puoi dirci qualcosa, come sono state queste prime settimane alla guida della sezione che porta un nome molto importante? Abbiamo iniziato, come dicevo durante la mia presentazione, abbiamo iniziato subito il martedì con il primo consiglio per l'accettazione chiaramente delle nomine. Ho nominato immediatamente i 3 vicepresidenti, che sono, e li ricordo perché è giusto farlo, Andrea Pagotto, anche lui vecchia guardia della sezione, come mio vicepresidente vicario, e ho nominato altri 2 vicepresidenti. Uno è Mirko Denoni, ti rubo un attimo, alpino dell'anno 2020, spoilerato subito, e Nicola Vascellari, altro vicepresidente. Poi ho voluto non dare appositamente gli incarichi quella giornata lì, perché prima volevo parlare con tutti quanti i consiglieri per capire la loro propensione a mantenere un incarico o ad avere un incarico nuovo, e quindi prima di ufficializzarlo ho parlato con tutti i consiglieri. Difatti il consiglio e gli incarichi sono stati dati praticamente dopo un mese, 2 settimane fa. Ok, quindi ufficializzate 2 settimane fa. Impareremo anche a conoscere, insomma, piano piano sì. Magari li faremo passare anche qui nei nostri studi e nelle assolutamente. varie puntate di Penna Nera andremo a scoprire un po' il nuovo consiglio. Assolutamente sì. Caro Maurizio, allora, possiamo dire intanto, è inutile che ci nascondiamo, ci diamo del tu, oltre oltre per l'amicizia, insomma, ma perché, possiamo dirlo, Maurizio è stato uno degli ideatori di questa trasmissione, quindi da sempre ha seguito prevalentemente dietro le quinte la realizzazione di questa trasmissione, quindi questa volta fa il passaggio davanti alle telecamere. Ma appunto, detto questo, tralasciando questa parentesi, faceva riferimento, appunto, andando un po' ad anticipare la scaletta, che nell'occasione dell'assemblea sezionale di Tarzo c'è stato anche un altro importante momento, cioè la proclamazione dell'Alpino dell'anno. Ci ha già detto chi è, ma noi facciamo finta di scoprirlo nel prossimo servizio. Alpino dell'anno 2024 è Mirko Denoni. Mirko Denoni è l'Alpino dell'anno 2024, è stato insignito di questo riconoscimento nel corso dell'assemblea sezionale a Tarzo. Com'è andata e che cosa vuol dire essere l'Alpino dell'anno? Essere l'Alpino dell'anno è difficile spiegartelo, è una serie di emozioni che ti portano a pensare a quello che è stato fatto e ti fanno capire che qualcuno ti ha osservato
Solitamente ero abituato da segretario a proporre io le persone, quindi non mi sarei mai aspettato, insomma, di essere io l'alpino dell'anno. Questo riconoscimento è frutto di un lavoro incessante che è culminato forse lo scorso anno con la dunata sezionale. Beh, diciamo che ho fatto il mio, ovvero ho cercato di portare l'evento come doveva essere. Doveva essere, non dico perfetto, ma nello stile dell'alpinità doveva essere con i vari parametri che noi dobbiamo rispettare. E comunque accanto a me c'era il gruppo di Lago e anche mogli che ci hanno aiutato per mantenere tutta questa manifestazione di alto livello, insomma. A chi dedichi questo premio ricevuto? Allora, lo dedico, innanzitutto devo dedicarlo al capo che ho a casa, alla mia signora, che supporta e sopporta tante volte, specialmente quando si arriva a lunghi alla sera, perché gli impegni sono tanti, tante volte ti fermi e sei là, devi star là e finisci di chiudere certi ragionamenti, certi discorsi con gli altri, che sono comunque importanti per far sì che le cose filino lisce. E lo condivido anche, non solo lo dedico, lo condivido con, siccome mi hanno scritto anche per la collaborazione e l'aggregazione dei vari gruppi locali, sì, lo condivido con i vari capigruppi locali che da qualche anno, non assieme a me, con me, stanno creando un qualcosa in più del gruppo singolo. Lo condivido con i consiglieri sezionali della Vallata, perché è come vedere un albero che cresce. I gruppi sono l'albero, i frutti sono i capigruppo e sotto abbiamo i consiglieri che vanno a portare l'acqua per farlo vivere questo albero. Tutto questo spero venga anche onestamente copiato nelle altre zone della sezione per creare comunque l'alpinità, l'aggregazione e che si possa continuare a parlare e tenere alto il nome della sezione di Vittorio Veneto, che è una grande sezione e è formata da belle persone. Congratulazioni. Grazie infinite. E queste erano le parole di Mirko Denoni, l'alpino dell'anno 2024, che si è distinto appunto per la sua caparbietà e per il suo impegno nel corso dello scorso anno, e appunto in occasione dell'assemblea sezionale è stato appunto insignito di questo riconoscimento. Maurizio Casetta, anche da parte tua i complimenti, immagino, a Mirko. Beh, certo, assolutamente sì. Devo dire qualcosa in più di quello che ha detto Mirko. Mirko è stato, diciamo, l'avanguardia di un progetto che è da un po' di tempo che sta maturando in sezione e finalmente con Mirko è riuscito a trovare la sua maturazione completa. Lui è del gruppo di Lago, quindi del settore, diciamo, della Vallata, del settore ovest della nostra sezione e da 3 anni a questa parte, forse qualcosa di più, sta portando avanti proprio un'aggregazione tra tutti i gruppi della Vallata. Va detto che l'alpino dell'anno solitamente viene candidato dal proprio capogruppo, ma per Mirko Denoni abbiamo messo insieme tutti i gruppi della Vallata e tutti i gruppi della Vallata hanno controfirmato la candidatura di Mirko Denoni all'alpino dell'anno, per cui è stato veramente un plebiscito. Lui veramente, siamo stati bravi perché non se lo aspettava, difatti lo si vede anche dalle immagini che è molto emozionato. Ecco, questo è il Mirko Denoni e anche per questo motivo Mirko Denoni l'ho voluto con me come vicepresidente. Sì, esattamente come ci dicevi poc'anzi. Questo è un po' il nostro riassunto, il nostro racconto dell'assemblea sezionale, che quest'anno aveva appunto un peso particolare.
già nell'intervista, così ti chiedevo cosa volevi dire a tutti i tuoi alpini, te lo chiederò anche alla fine di questa puntata, Certo. ma c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in occasione, ricordando insomma quella bella giornata di festa per la sezione di Vittorio Veneto? Beh, diciamo che è stata una bella giornata veramente per tutti. Io spero che Francesco abbia un buon ricordo, e tutto quello che abbiamo fatto quel giorno lì era proprio mirato a questa cosa, che Francesco avesse un buon ricordo dei suoi 9 anni, ma soprattutto di tutti gli alpini che lui, tra virgolette, lasciava. Certo, certamente. Allora, caro Maurizio Casetta, siccome sappiamo le nostre trasmissioni sono fatte da diverse componenti, diversi blocchi, Sì. Ricominciamo un giro, diciamo così, tra i vari compartimenti della sezione, perché ci arrivano ancora, devo dirti, i complimenti per quando abbiamo ospitato il reparto Salmerie, ormai un paio di mesi fa, con Sì. una puntata molto bella e interessante. Lo ricordiamo, negli anni abbiamo ospitato i vari cori sezionali. È giusto ripartire appunto in questo nuovo inizio dalla protezione civile, una componente importante, fondamentale, che è sempre lì, ma Certo. soprattutto risponde pronti non appena c'è bisogno, giusto Maurizio? Assolutamente sì. Ricordiamo che la protezione civile è parte integrante l'unità di protezione civile è parte integrante della sezione ANA di Vittorio Veneto. Lo dimostra il fatto che mentre i cori hanno il loro presidente, comunque le Salmerie hanno il loro referente, anche la protezione civile ha il suo coordinatore, però è capitanata sempre dal presidente sezionale, per cui è una componente veramente fissa da cui noi non possiamo assolutamente transigere. Bene, grazie Maurizio, con te ci ritroveremo tra qualche istante per l'ultima parte della trasmissione e ora quindi parliamo di protezione civile e diamo il benvenuto a Francesco De Martin, coordinatore della protezione civile dell'ANA di Vittorio Veneto. Grazie e benvenuto. Iniziamo subito a raccontare la protezione civile. De Martin, diamo un po' di numeri, ma prima dei numeri, da quanti anni lei fa parte della protezione civile di Vittorio? Allora, io faccio parte da 25 anni Quindi circa. è un novellino. Dopo ho fatto 15 anni il coordinatore e quindi adesso. Ultimamente ho lasciato al posto a Giovanni, un giovane, perché è giusto anche lasciare il posto ai giovani. Dopo io in quel periodo sono stato anche, ho avuto dei problemi di salute e quindi ho dovuto lasciare il posto. Insomma. Però lei possiamo dire è un po' anche la memoria storica della protezione civile. Diciamo di sì. Quindi, allora, iniziamo dando qualche numero, raccontando appunto attraverso i numeri la protezione civile della sezione ANA di Vittorio Veneto. De Martin. Sì, allora ultimamente la protezione civile è un po' diminuita come numeri, perché fino a anni fa eravamo oltre i 50, addirittura siamo arrivati a 65 volontari. Ora abbiamo solo 37 volontari. Abbiamo una squadra di sanità composta da un medico, un infermiere e un soccorritore. Poi abbiamo una squadra di TLC, una squadra di ricerche persone, abbiamo un volontario, Emanuele Ruggio, per il recupero delle opere delle belle arti in emergenza. Poi abbiamo 3 volontari per la formazione, abbiamo 2 volontari che possono essere impiegati per la guida di auto articolati, del terzo raggruppamento, per la guida della colonna mobile. Poi il personale dell'unità di protezione civile è tutto abilitato quasi all'utilizzo dei defibrillatori, visto che ci hanno donato anche 2 defibrillatori
e hanno fatto quasi tutti il corso, insomma, per poterlo usare. Niente, ultimamente siamo intervenuti anche a Roma con il Papa per... Ah beh, dopo ci arriviamo. Parliamo dopo. Dopo ci arriviamo. Allora, no, innanzitutto, De Martini, lei ci ha fatto questo elenco che però racchiude al suo interno tante diverse professionalità che vengono attivate all'occorrenza, giusto? Certo, sì. Sono tutti dei volontari che hanno fatto dei corsi specifici proprio per quelle attività che vanno a svolgere nella protezione civile, insomma. Anche perché oggi sempre più c'è bisogno di gente specializzata, insomma. C'è bisogno di gente specializzata e mi permetto di dire, forse anni fa c'erano le grandi emergenze in cui veniva mobilitata la protezione civile. Adesso è un mio parere, oppure la protezione civile viene mobilitata praticamente quasi costantemente? Ogni volta che piove, ogni volta che succede. Difatti, perché purtroppo il meteo è sempre peggio qua e le situazioni di emergenza sono molte di più e quindi bisogna intervenire, insomma, ecco, è una fortuna che abbiamo dei volontari che sono sempre pronti a partire e quindi è una bella cosa, ecco. Ecco, come funziona tecnicamente? Voi venite contattati da quale ente e poi anche quanto tempo ci impiegate a essere operativi? Beh, noi veniamo chiamati dal terzo raggruppamento e nel giro di 3-4 giorni dobbiamo essere pronti a partire con una squadra o diverse squadre di tipo la specializzazione che serve magari in quell'ambiente, in quella calamità. Certo. Mentre magari immagino che altri tipi di interventi più contenuti sul territorio magari abbiano delle tempistiche diverse. Certo, immagino, dopo no? noi, come qua, noi siamo convenzionati con il comune di Cordignano, quindi dobbiamo intervenire anche esondazione del Meschio, tanto per dire, qualche, ecco, esatto. qualche occasione ricorrente anche che Certo. ogni tanto purtroppo accade. Capita. Volevo chiederle, dal punto di vista personale, ci ha detto da quanti anni fa parte di questa, non solo degli alpini, ma della protezione civile dell'ANA. Se dovessimo ricordare qualche momento significativo di tutti questi anni, qualche intervento che l'ha particolarmente coinvolta e colpita? Beh, ricordo di sicuro, è stata un'esperienza terremoto dell'Aquila, Sassascallo, vengo chiamato dal coordinamento per andare a fare il capocampo. Quindi sono partito con una squadra, avevo a disposizione una trentina di volontari e avevamo 200 persone dentro nel campo, esodati naturalmente che erano là, dormivano, mangiavano nel campo, noi dovevamo, praticamente li facevamo mangiare e tutto. Inoltre avevamo 5 campi satelliti fuori che dovevamo fornire sempre di alimenti a mezzogiorno e alla sera. Quindi immagina te 500 persone da far da mangiare ogni giorno, 2 volte al giorno. Era un grosso impegno e alla fine io all'inizio avevo paura, poi quando abbiamo finito la settimana veramente eravamo anche gratificati da loro perché tanta gente che soffriva e che ti ringraziava, ti abbracciava per quello che avevamo fatto e quindi è una cosa che ti riempie il cuore, ecco. Credo ricordi indelebili ovviamente, uniti immagino anche alla paura comunque di trovarsi in una situazione molto pericolosa e molto imprevista. Ecco. A proposito di calamità, perché purtroppo quando si parla di protezione civile si parla di questo, una calamità che ha così interessato il nostro territorio qualche anno fa, lo ricordiamo tutti, è stata la tempesta Vaia.
anche in quel caso voi eravate anche qui vicini, diciamo così, vi siete messi in gioco con quante persone e per quanto tempo? Certo, anche là diciamo che avevamo anche il coordinatore del Triveneto, il nostro Dabroi, che oggi è coordinatore nazionale, quindi non potevamo mancare a quel... Praticamente è stata istituita una esercitazione da parte della Regione Veneto in cui abbiamo partecipato noi con più di 20 persone distribuite nel mese, in un mese di esercitazione. È stata una bella esperienza anche là perché avevamo delle squadre fuori, poi io dovevo seguire delle macchine operatrici tipo scavatori perché c'erano sentieri da sistemare, strade alpine. Era una bella... Abbiamo fatto un bel lavoro, insomma, anche per la Regione Veneto, penso sia stato un orgoglio perché quello che era lassù era proprio tutto distrutto, non c'erano più sentieri, non c'era più niente. Sì, ce lo ricordiamo bene. Parlavamo prima della varietà di competenze che ci sono all'interno della protezione civile e anche della varietà di interventi all'interno dei quali siete chiamati ad intervenire. Ad esempio, lo ricordiamo, pochi giorni fa a Roma il funerale di Papa Francesco. Anche in questo caso un'imponente macchina organizzativa, l'abbiamo visto nei telegiornali, veramente una mole di persone molto imponente da gestire perché tutto potesse svolgersi nel migliore dei modi e anche la Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto era presente. Certo, siamo stati chiamati il giorno dopo la morte del Papa e dovevamo subito organizzare delle squadre per andare giù a fare assistenza alla viabilità, alle persone che andavano a vedere il Papa, insomma. E anche là abbiamo mandato giù una squadra, è stata una bella esperienza. Io sinceramente sono stato anche diversi anni fa, quando era morto il Papa Albino, mi sembra, il nostro Papa di Vittorio Veneto, che era vescovo di Vittorio Veneto, è andato su il Papa polacco Wojtyla e quindi io ero là proprio nel viale centrale a fare assistenza con le forze dell'ordine tipo carabinieri, polizia, eccetera. Eccetera. Questo testimonia... È stata una bella soddisfazione che quella, insomma, essere là e fare anche quel lavoro che c'è bisogno, insomma. Anche questo testimonia il fatto che sono pochi anni che lei fa, fa il volontario sì, esatto. in protezione civile. Sono da pensione ormai. No. Allora, siamo in chiusura di questa parte di Penna Nera dedicata alla protezione civile, però vorrei chiedere un'ultima cosa a Francesco De Martin. Intanto, che cosa vi spinge a mettervi a disposizione, a mettere anche a rischio a volte, insomma, per la collettività, insomma, ecco, certo, cosa vi spinge? È la voglia di aiutare il prossimo, di dare qualcosa senza chiedere niente. Questo è la cosa che ti dà più soddisfazione di tutto, perché anche noi veramente quando aiutiamo la gente che vedi che è in difficoltà, che soffre, alla fine ti gratifica veramente tanto. E qualche volta bisogna fare anche un po' di cose con le mogli a casa, perché purtroppo quando siamo sempre in giro... Anche questo è un tema che è ricorrente in questa, certo. Puntata, però appunto come diceva lei poi vi torna tutto, no? Certo, ti ritorna
È una cosa bella, che ti prende il cuore proprio, perché sai che hai dato senza chiedere nulla in cambio e quindi... Un'ultimissima cosa, se qualcuno volesse entrare a far parte della protezione civile dell'ANA, Difatti noi stiamo facendo i campi scuola proprio per questo motivo, per cercare di attirare i giovani a entrare nella nostra protezione civile, perché purtroppo, come vedi, stiamo calando proprio ogni sezione di numeri, proprio perché purtroppo l'età non si ferma, va avanti e quindi... e l'organico diminuisce sempre, esatto. Ultimi istanti, le lascio salutare i suoi colleghi volontari della protezione civile dell'ANA. Beh, un abbraccio a tutti i volontari perché sono sempre disponibili e grazie del vostro lavoro che fate. Grazie per questa testimonianza a Francesco De Martin della Protezione Civile ANA di Vittorio Veneto. È tornato qui con noi il nuovo presidente Maurizio Casetta. Interessante ovviamente questo scambio che abbiamo avuto riguardo alla Protezione Civile dell'ANA di Vittorio Veneto. Assolutamente sì, come dicevamo anche prima, l'ANA, la protezione civile, l'unità di protezione civile dell'ANA della sezione di Vittorio Veneto ovviamente è un fiore all'occhiello. Francesco De Martin che vi ha parlato era l'ex coordinatore, ora coordinatore emerito, e adesso è guidata da un giovane che appunto lui ha già presentato ed è Giovanni Somavilla, ma dobbiamo ricordare che nella nostra sezione c'è anche, come diceva Francesco, il coordinatore nazionale, il referente nazionale della protezione civile, l'ingegnere Andrea Dabroi, che appunto è un iscritto della nostra sezione. Sì, quindi un ulteriore orgoglio per la sezione sì. Di Vittorio Veneto. Caro Presidente, dobbiamo giungere ai prossimi appuntamenti, ai prossimi eventi e sappiamo che maggio è arrivato e maggio fa rima con adunata nazionale. Sì, assolutamente sì, noi siamo pronti per l'adunata nazionale, abbiamo stimato, perché parliamo solamente di stime, che da Vittorio Veneto partiranno circa 300-350 persone che sfileranno a Biella, quindi tutti i gruppi porteranno una rappresentanza di alpini. Ovviamente Biella è abbastanza distante, è abbastanza piccola, quindi ci sono stati problemi logistici, ci sono stati alcuni disguidi, però diciamo che la nostra sezione parteciperà come tutti gli anni con circa 300-400 persone, quindi voglio dire un bel vedere. Ecco. E ovviamente possiamo già dire che anche la Tenda TV sarà presente a Biella come al solito. Ormai, con la personalizzata, a noi piace chiamarla così. Con la personalizzata, dopodiché ovviamente ci sarà anche, come in tante altre emittenti, la diretta fiume di tutta la sfilata nella giornata di domenica. Molto bene, allora per quanto riguarda la dunata poi avremo modo di parlarne nel corso dello speciale. Assolutamente sì. Però poi gli appuntamenti saranno anche altri. Beh sì, al di là della dunata, che insomma è un po' criticata perché la città è piccola, la città contiene poche persone, quindi le persone sono state spostate nei vari comuni limitrofi. Ho sentito delle persone, dei gruppi che alloggiano quasi a Torino, per cui voglio dire, però credo sia una dunata a misura d'uomo e a misura di alpino. Magari non ci saranno le resse che abbiamo avuto nelle adunate passate, però sarà più, la chiamerei quasi una dunata più intima, ecco. Okay. Forse più a misura di alpino.
La vediamo e poi la criticheremo al limite o la elogeremo alla fine. Mi permetto di dire che veniamo da un paio di adunate record, Sì. sono state definite così, questi sfilamenti infiniti fino a notte fonda quasi, ecco, staremo a vedere come sarà Staremo a vedere. quella di Biella e ve la racconteremo insomma con le testimonianze soprattutto degli alpini di Vittorio Veneto, che è quello che a noi piace particolarmente. Giudicheremo alla fine. Giudicheremo alla fine. Dopo la dunata di Biella, che cosa ci aspetta? Beh, dopo la donata di Biella si parlava prima di terremoto, dobbiamo ricordare che il 6 di maggio, il giorno del terremoto, l'anniversario del terremoto del Friuli, a Gemona, in caserma Lagoi Pantanali di Gemona, ci sarà una Santa Messa, come tutti gli anni, di suffragio per i morti avuti in quella caserma. E tra le altre cose c'è anche un alpino che è di Cappellamaggiore, a cui l'anno scorso è stato dedicato un monumento che è parte integrante della sede del gruppo di Cappellamaggiore. Per cui questo è il primo appuntamento appena dopo. No, cronologicamente prima, il 6 di maggio mi hai detto? Sì, questo è prima ovviamente. Esatto, appena prima della dunata. Poi abbiamo la dunata e poi abbiamo, lo possiamo spoilerare anche questo, ormai uscirà a giorni, il 30 di maggio, in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, ci sarà un concerto dei Cori ANA che... Possiamo dare anche il titolo in anteprima, speriamo che qualcuno non si arrabbi, comunque Memorie di guerra e armonie di pace, si terrà nella loggia di Piazza Minucci a Vittorio, in caso di maltempo ovviamente avremo a disposizione il Teatro da Ponte, ma speriamo ci sia una bella serata e quindi ci gusteremo oltre la buona musica e le buone cante degli alpini, anche il panorama che in Piazza Minucci è veramente strepitoso. Una cornice degna di nota. Assolutamente sì. E poi andiamo a metà giugno, dove ci sarà il Triveneto, che quest'anno appunto è della nostra consorella, che è la sezione di Conegliano, e quindi siamo tutti invitati ovviamente ad andare a Conegliano sia per la festa del Triveneto, quindi la domenica, la donata del Triveneto di domenica, ma anche le serate prima per assaporare l'alpinità di Conegliano. Beh, possiamo dire che tutti qui a Vittorio ci ricordiamo il Triveneto appunto di Vittorio Veneto, certo. Però ho avuto modo di vedere in questi giorni il programma appunto di Aspettando il raduno Triveneto, certo, di Conegliano. È veramente un programma molto ricco, nelle giornate precedenti ci sono un sacco di concerti, anche di appuntamenti musicali che coinvolgeranno anche i cori della sezione, certo, ANA di Vittorio Veneto, quindi l'invito insomma è quello di appunto partecipare a questi eventi di Conegliano, non solo alla dunata ma anche gli eventi di Aspettando il raduno Triveneto. Assolutamente. Tra le altre cose la sezione di Vittorio sta progettando, perché si parla proprio di un piccolo progetto, un'entrata a Conegliano molto interessante, quindi partenza da Vittorio Veneto a piedi, magari accompagnata dai bambini delle scuole eccetera con i genitori, e entreremo il sabato, faremo la marcia praticamente da Vittorio Veneto a Conegliano. Molto interessante. Questa qua è una cosa, sì, che anche questo è un piccolo spoiler, ma faremo questa cosa per onorare anche gli amici di Conegliano. Molto bene, molto bene. Allora ci hai dato delle informazioni, poi vedremo anche come raccontarvi televisivamente, certo, il tutto, perché ovviamente lo sapete, a noi piace raccontare non solo gli appuntamenti, quelli un po' classici, tradizionali, ma anche quelli un po' più inconsueti, diciamo così. Assolutamente. Da una triveneta
A una sezionale? A una sezionale. 15 giorni dopo, fine giugno, il 29 di giugno, avremo la nostra sezionale e la terremo a Miane. Miane perché? Perché quest'anno Miane festeggia i 100 anni del gruppo. È un gruppo nato prima praticamente della sezione, non ufficialmente, ma già nel 1925 gli alpini di Miane si raggruppavano in un pseudogruppo che appunto poi è diventato il gruppo di Miane iscritto con la sezione ANA di Vittorio Veneto. Ecco, questo il 29, quindi ci saranno come il solito il sabato sera concerti, eventi culturali e la domenica mattina ovviamente il Santa Messa e la sfilata classica. Molto bene, quindi appuntamenti da qui ai prossimi mesi ce ne sono, c'è qualche altro appuntamento che vuoi darci così in chiusura? Ma no, adesso non... È troppo presto. È troppo presto, per cui sono ancora in fase di sviluppo, per cui aspettiamo che almeno sia stata programmata la fase embrionale dell'evento. Okay. Allora, caro Maurizio Casetta, io ti ringrazio ovviamente per essere stato qui in questa prima puntata di questo nuovo corso Gioco Forza di Penna Nera, però gli ultimi istanti di trasmissione sono per te ovviamente, perché ti lascio salutare i tuoi alpini per la prima volta televisivamente. Questo è vero, perché ci siamo visti per TV tante volte, ma questa è la prima volta che lo faccio da presidente di sezione. Ovviamente sono onorato di tutto questo. Io spero ovviamente chiaramente di non deludere nessuna aspettativa degli alpini che mi hanno votato o comunque mi hanno sostenuto, per cui io voglio salutare tutti quanti i miei alpini, il mio consiglio, i miei vicepresidenti, quindi il comitato di presidenza e il consiglio sezionale, che ricordo ancora è composto da 18 consiglieri, e ovviamente i capigruppo e gli alpini. Posso dire i miei alpini, non mi piace, ma i miei alpini come da presidente, perché sono comunque la spina dorsale non solamente della sezione, ma dell'Associazione Nazionale Alpini. Un saluto va anche alle persone che non possono essere presenti alle nostre manifestazioni o comunque ai gruppi perché l'età non glielo permette, quindi un grosso saluto anche a questi alpini. Grazie. Grazie Maurizio Casetta per appunto aver preso parte a questa prima puntata, nuova prima puntata, abbiamo detto così, della rubrica Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo della sezione ANA di Vittorio Veneto. Noi ci diamo appuntamento alla Dunata Nazionale di Biella, seguiteci anche sui nostri social, perché lì proprio quasi in tempo reale potrete vedere le interviste, tutti i vari contributi che andremo a realizzare direttamente da Biella. Poi nella giornata di domenica la grande sfilata, la lunga sfilata con le immagini che ci vengono fornite direttamente dall'ANA, e poi nei giorni immediatamente successivi il grande riassunto della Dunata con il nostro speciale di Penna Nera che vi racconterà tutte le voci della Dunata 2025. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.